Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Someone tells you that you've got to make the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. I remember when back then when everything was room and we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, simply waste the day away. Then we'd say nothing would come between us to dream it. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up there. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1151 di oggi, mercoledì 11 di marzo dell'anno del Signore 2026. Avete ascoltato i Madness con Our House 1982, noi cominciamo appunto ricordandovi date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge. Inoltre vi ricordo, ecco, questo è il bello della diretta, sta uscendo dalla stampante in questo momento il copione perché stasera siamo stati un pochino stretti con i tempi, ma vedrete che sarà una grande puntata al solito. Radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé, Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222 quando ve lo dico io. Ma adesso dovrebbe essere pronto il nostro collegamento per il Qui Parlamento e vi dico che questa sera torna tra di noi il senatore Marco Dreosto, avremo il piacere di ascoltarlo a breve e parleremo delle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni. A seguire, tra l'altro, da questa puntata, una volta al mese, noi avremo gradito ospite per questa rubrica che si chiamerà L'Italia vista da Sud, il direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua. Ma adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento.
Caro senatore Dreosto, buonasera e ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Allora, che cosa ha comunicato la Premier stasera? Com'è andata? Ma è stato, come al solito, molto interessante l'intervento della Premier perché ha voluto ancora una volta sottolineare quello che è il posizionamento strategico del nostro Paese, non solo in Europa, ma direi anche nel mondo, proprio in conseguenza di quelle che sono state le vicende che hanno visto coinvolto il Medio Oriente nelle ultime settimane. Medio Oriente che purtroppo risulta ancora infuocato e che purtroppo rischia, attraverso questa guerra che drammaticamente coinvolge molti dei paesi di quell'area, di mettere in difficoltà anche il tessuto economico del nostro paese e dell'Europa intera a causa evidentemente di quelli che sono i costi dell'energia che inevitabilmente rischiano, con il proseguirsi di questo conflitto, un aumento indiscriminato che chiaramente potrebbe pagare poi alla fine il sistema paese. L'Italia si posiziona, come detto, in maniera molto molto chiara, non ha nessuna intenzione, questo ne eravamo fermamente convinti, per allora l'ha ribadito anche la Premier, di porsi in condizione o in assetto di guerra rispetto ad altri stati o all'Iran, ma sicuramente nell'interesse di difendere quelli che sono gli interessi strategici del nostro Paese. E è evidente che il momento è particolarmente complicato, noi usciamo da una pandemia, usciamo da una crisi che purtroppo è ancora in atto nell'Europa orientale a seguito dell'invasione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina. Oggi un altro avvenimento importante in Medio Oriente, che si aggiunge a quello già drammatico che vedeva in conflitto Israele nella zona di Gaza, si aggiunge con l'apertura di questo fronte, che è un fronte ancora più rischioso perché, come dicevo, oltre a mietere purtroppo vittime molto spesso tra i civili e anche tra stati che non hanno nessuna responsabilità, rischia evidentemente di mettere in difficoltà il sistema economico. La Premier è stata determinata anche nel rispondere alle opposizioni che, come sempre, cercano in qualche maniera di polemizzare su quelle che sono le strategie poste in essere dal governo, ma non ci sono riusciti perché le idee sono molto chiare e, nonostante le difficoltà contingenti, la risposta è sempre positiva e soprattutto nell'interesse dei nostri cittadini. Come Lega abbiamo voluto sottolineare che esiste una grande preoccupazione per la salvaguardia, la tutela di quelli che sono gli interessi anche delle nostre imprese, delle nostre industrie, che vedono a rischio prima di tutto gli approvvigionamenti. Sappiamo che da quell'area, dallo stretto di Hormuz, passano moltissime delle navi che portano materie prime, oltre che ovviamente combustibili, quindi energetici, in Europa, ma anche materie prime che se non arrivano mettono in difficoltà il sistema produttivo. Da qui la nostra velata richiesta qui ho voluto anche fare una provocazione, ma abbastanza coerente. Voglio ricordare che qualche mese fa il governo italiano, il Ministero della Difesa, ha mandato delle navi a scortare la flottiglia che andava verso Gaza e che non avrebbe ottenuto nulla. Bene, a questo punto dobbiamo seriamente valutare l'opportunità di avere alcune navi militari che scortino anche le nostre petroliere e scortino anche le nostre navi che trasportano materie prime e materiali, perché questo significa mettere in sicurezza un sistema produttivo che diversamente non ha ripercussioni dirette esclusivamente sulle aziende, ma sappiamo che le aziende sono poi lo strumento che dà lavoro ai cittadini e quindi metterebbero in serie difficoltà anche appunto gli stessi cittadini, perché verrebbe a mancare anche l'opportunità del lavoro. Questa è un po' la fotografia sintetica di una giornata intensa nella quale, ribadisco, le opposizioni hanno come al solito strumentalizzato quello che è il momento e noi abbiamo cercato di essere vicini, perché dobbiamo essere vicini ad un governo che secondo noi si porrà nel prossimo Consiglio europeo in una condizione importante, perché l'Italia è vista sicuramente come un punto di riferimento in questo momento sia per l'attività del governo stesso, sia per la situazione economica del paese, netto miglioramento, ma anche per quelli che sono gli indici che ci danno, che sono estremamente positivi, e quindi siamo e vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per l'Europa intera. Ultima cosa che aggiungo:
abbiamo chiesto alla Presidente Meloni di porsi in maniera importante nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati per far sì che alcune delle norme che noi definiamo capestro, che oggi stanno mettendo in difficoltà da tempo le nostre imprese, voglio ricordare per esempio i vincoli sugli ETS, quindi sui costi delle emissioni di energia, o altri balzelli che sono stati introdotti dall'Europa, che secondo noi in un momento storico così complicato debbono essere assolutamente eliminati, e proprio per dare la possibilità al sistema paese di contrastare il momento estremamente difficile. Voglio anche ricordare, non da ultimo, che proprio ieri la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è svegliata e si è accorta di avere fatto una grande cavolata, dicendo tra l'altro abbiamo sbagliato completamente la strategia sul nucleare. E voglio ricordare che lei, che è tedesca, ha votato la chiusura delle centrali nucleari tedesche ed oggi la Germania sta pensando di riaprirle, perché evidentemente la necessità di energia passa anche da un'energia nucleare veramente più pulita, ma inevitabile, perché altrimenti noi non saremo mai autosufficienti, e ogni qualvolta dovessero verificarsi delle crisi internazionali che mettono in difficoltà stati da cui abbiamo approvvigionamenti, ci troveremmo noi stessi in grande difficoltà, con problemi legati al reperimento di energia che oggi, voglio ripeterlo, l'Europa non produce in autosufficienza. Senatore, senta, io mi trovo obbligato a porgerle questa domanda, non solo perché è segretario appunto della Commissione Affari Esteri e Difesa al Senato, ma oggi l'Iran ha dichiarato: nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza il nostro permesso. Se lo faranno, verranno colpite. Allora, è tempo di fare una task force europea nello stretto di Hormuz? Che succede se poi l'Iran comincia a tirare missili e le nostre navi, insieme a quelle francesi, inglesi, chi vorrà partecipare, rispondono? Cioè, finiamo in guerra con l'Iran? Allora, guardi, esiste un grande problema intanto nella leadership iraniana. È dettato dal fatto che dopo la morte di Khamenei e il subentro del figlio, probabilmente le linee di comando sono estremamente spaccate, tant'è che ieri abbiamo sentito delle notizie che l'Iran non avrebbe più colpito gli stati limitrofi che ovviamente non hanno nessuna responsabilità in questo conflitto. Viceversa, oggi stesso abbiamo visto i bombardamenti che continuano ad essere effettuati. Quindi questo è un segnale che qualcosa nella governance, nella leadership, nel sistema di comando iraniano è saltato e non sta funzionando bene. Non è sicuramente comunque una bella notizia, perché avremmo una conflittualità interna che potrebbe in qualche maniera comunque far proseguire il conflitto. Detto questo, guardi, già l'Italia ha portato al Consiglio d'Europa, agli Stati europei, la proposta di lavorare in maniera sinergica. Quindi sapete che l'idea iniziale era quella che ognuno si arrangiava e andava con le proprie navi a presidiare per esempio Cipro o altre aree interessate limitrofe all'Europa, e invece l'intervento dell'Italia ha permesso già una quadratura rispetto a questo tipo di interventi. Qui sicuramente noi abbiamo strumenti, direi anche efficaci, di coordinamento europeo per far sì che i nostri eserciti, le nostre forze armate, in questo caso le marine militari dei vari stati, possano lavorare in maniera coordinata per cercare in qualche maniera di intervenire, perché voglio ricordare che la chiusura di quello stretto risulta per noi determinante ai fini poi delle ripercussioni che potrebbero esserci, non solo ovviamente nel nostro paese, ma in tutta Europa, come dicevo prima, per l'energia, quindi il petrolio, il gas, ma anche tutte le materie prime. Voglio ricordare che sono tantissime le materie prime che arrivano da quelle aree, ma e anche questa cosa l'ho voluta sottolineare nel mio intervento, non è un caso che arrivano da quelle aree, perché lì l'energia costa molto meno e quindi costa anche molto meno lavorare e produrre questo tipo di materiale. È chiaro che, lo ha detto anche la stessa Presidente, non ci troviamo di fronte ad una passeggiata o ad una situazione che si risolve con una decisione geopolitica comune. Qui c'è un percorso da fare, è un percorso molto complicato, perché abbiamo di fronte degli interlocutori che in questo momento sono scordinati e comunque intenzionati a far valere quelle che sono le loro ragioni.
e quindi le difficoltà sono sicuramente contingenti. Una cosa è certa, l'Italia non entra in guerra. Questo è poco ma sicuro. Un'ultima cosa la diciamo a margine di quello che lei ha detto sinora. Lo stretto di Hormuz, questo lo diciamo per le anime belle che parlano ogni 2x3 di diritto internazionale. Per la Convenzione di Montego Bay del 1982 dovrebbe essere lasciato perennemente libero e con libero transito di qualunque unità e di qualunque imbarcazione. Questo è un obbligo di diritto internazionale del quale l'Iran in questo momento, scusi il termine, scusate tutti, l'Iran sta facendo carta igienica. Prego, senatore, se vogliamo concludere. Sì, corretto, è perfettamente corretto, esiste questa convenzione Le chiedo internazionale. scusa per la metafora. No, ma è assolutamente coerente e perfetta. Potrebbe sembrare poco elegante, però parliamo di fatti concreti e cerchiamo di farci capire su come stanno effettivamente le cose. Dobbiamo dire che l'Iran, nel momento in cui ha iniziato una guerra attraverso un bombardamento, attraverso i droni di stati limitrofi che nulla che avevano a che vedere con questo conflitto, che casomai interessava esclusivamente Stati Uniti ed Israele, hanno già violato delle condizioni o delle regole di diritto internazionale che sono quelle proprio dell'ingaggio di un conflitto, e quindi questo è a tutti gli effetti un attacco sconsiderato verso dei paesi. E guardi, ieri in Commissione Esteri abbiamo incontrato gli ambasciatori di quei paesi che sono molto preoccupati, hanno chiesto il supporto del nostro paese, hanno chiesto la solidarietà che noi abbiamo concesso, tenendo conto anche che ci sono relazioni economiche e politiche importanti con molti dei paesi dell'area del Golfo, e tenendo anche presente che molti cittadini italiani lavorano, vivono in quelle aree, e molti ovviamente ci vanno anche per motivi turistici. Quindi esistono delle relazioni consolidate tra il nostro paese e molti degli stati dell'area del Golfo che devono essere e vogliamo salvaguardare. Poi il diritto internazionale è già stato completamente violato, per cui non ci meraviglia affatto che l'Iran voglia in qualche maniera mettere degli ostacoli a tutte quelle che possono essere situazioni che agevolano il traffico delle imbarcazioni, quindi delle navi e delle petroliere. È chiaro che io penso che il Consiglio europeo, a cui andrà la prossima settimana la Presidente Meloni, servirà anche per elaborare una strategia comune che possa in qualche maniera intervenire soprattutto nella difesa dei nostri convogli, delle nostre navi, e in qualche maniera, voglio qui ripeterlo in maniera importante, perché noi ci teniamo davvero, riteniamo che la diplomazia, la mediazione, il trovare il dialogo sia sempre il metodo migliore per addivenire a delle soluzioni. È chiaro, siamo consapevoli che in Iran esisteva un regime sanguinario che uccideva gli oppositori politici, gli omosessuali, le donne, e quindi una dittatura che andava in qualche maniera fermata per evitare di continuare a vedere questi plurimi omicidi che venivano quotidianamente commessi. Ora si tratta di far lavorare anche le diplomazie per trovare una soluzione, auspicando che la nuova governance, la nuova leadership dell'Iran possa essere una leadership collaborativa che, comprendendo quelli che sono stati i danni del passato, possa intravedere anche per le proprie generazioni un futuro migliore e di prosperità. Senatore, io la ringrazio per le sue parole, al piacere di risentirci presto. Grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Sigla, pausa e poi Pietra Montecorvino, Nui Sim do Sud, 1983, da FFSS, Che cosa mi hai portato in Goppa a Posillipo, se non mi vuoi più bene, di Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Sud, noi siamo sud, sud, noi siamo sud, noi siamo curta nera. Noi siamo buoni per cantare e fatica, ma fatica. A sud, sud, veniamo a sud e camminiamo a pera. Dateci tempo per arrivare, perché veniamo sud. O sole, o mare, o cielo blu, o mandolini, o putipù. E pumarola poragù, a pizza mozzarella, core mamme a tarantella, beva caruna per magna, nu file voce per cantare. Facita ciò piacere, perché noi siamo sud. Sì, nuova a te la linea, Antonino. Noi siamo sud e sim curtenire. Beh, veramente io sono 1,90 m. Comunque, grazie Natalia, alle 18:44 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Perché questo pezzo? Questa era l'immensa pietra Montecorvino nella parte finale appunto del film di Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo, FFSS, cioè che cosa mi hai portato a fare in Goppa Pusillipo se poi non mi vuoi più bene. Film del 1983 con cui Arbore diede l'addio al mondo del cinema. Peccato, perché Renzo Arbore anche in questo campo si è espresso alla grandissima. Prima il Papocchio nell'80 e poi FFSS. Sud, noi sim do Sud. E allora andiamo a Catania dal direttore del Quotidiano di Sicilia, nonché fondatore Carlo Alberto Tregua,
che da oggi, una volta al mese, sarà nostro gradito ospite e guarderemo l'Italia vista da sud. E la guarderemo attraverso le pagine del suo giornale, attraverso la lente del suo giornale, perché, diciamo così, cantava Lucio Dalla, Carmelo dorme ai piedi del vulcano, ma ai piedi del vulcano, cioè a Catania, non si dorme solo, si tengono gli occhi bene aperti. E allora, a maggior ragione, vediamo com'è quest'Italia vista da sud in questa prima puntata. Vai pure, Natalia. E allora io questa sera ho veramente il privilegio, mi permetto di definirlo tale, di cominciare una collaborazione qui a Zoom con il direttore e fondatore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, che è al telefono e che ringrazio. Il direttore Tregua, una volta al mese, avrà questo spazio nella nostra trasmissione, sarà l'Italia vista da sud. Sapete che Radio Libertà e il Quotidiano di Sicilia hanno questa partnership e quindi ci piace dare voce da Catania alle pendici dell'Etna anche a chi guarda l'Italia geograficamente parlando dal basso verso l'alto. E allora, direttore, intanto grazie e benvenuto a bordo della nostra trasmissione. Io parto dal Quotidiano di Sicilia di quest'oggi e purtroppo partiamo male, perché voi aprite con 60 comuni l'anno in crisi finanziaria, Maglie Nere, Sicilia, Calabria e Campania. Ma qua rischiamo di vedere l'Italia dal basso verso l'alto per un bel pezzo, mi pare. Beh, noi intanto grazie per l'invito, lieto di essere grazie a lei. Con lei, con noi radioascoltatori. Spero che le osservazioni che andrò facendo sono di gradimento, soprattutto perché, come ha bene annunciato, io cerco di vedere le questioni nazionali e internazionali da sud, che è una prospettiva diversa, ovviamente rovesciata rispetto a quella standard, perché come è noto tutti i grandi giornali nazionali, ma anche quelli internazionali come Financial Times eccetera, sono abituati a vedere le cose da nord verso sud e quindi non hanno una visione, come dire, oggettiva. Allora, fatta questa premessa, possiamo cominciare all'argomentazione. Da dove cominciamo? Ecco, appunto, partiamo da questi 60 comuni all'anno in crisi finanziaria, eppure però verrà il giorno in cui l'autonomia sarà di fatto operativa, a parte il fatto che già le prime regioni hanno cominciato a chiedere le prime attribuzioni. Davanti a una cosa del genere, come si può accettare che ogni anno in Sicilia, Calabria e Campania ci siano dei comuni che si ritrovano a essere maglia nera? Ma io devo fare un'osservazione di fondo. Ma i comuni, ma anche le province delle regioni, ma anche le stesse regioni, non sono altro che delle aziende di servizio, perché contrariamente a quello che pensa l'opinione pubblica in generale, gli enti, quando si dice la parola azienda si pensa alle imprese. No, c'è differenza. Gli enti pubblici sono aziende che producono servizi senza scopo di lucro, ma sono aziende. Affermata questa ovvia conoscenza, bisogna dire che le aziende debbono essere gestite da manager competenti, che abbiano ovviamente studiato l'organizzazione, come si fanno funzionare non solo del personale, ma proprio di tutta la struttura, perché diversamente un'azienda in cui non vi è organizzazione evidentemente non produce i risultati adeguati. Dopodiché l'organizzazione deve prevedere quali obiettivi si debbano raggiungere ogni anno, in quali tempi si debbano raggiungere, cioè i cronoprogrammi. Poi ci deve essere la fase del controllo, se i risultati corrispondono agli obiettivi, e infine quella fase importantissima di sanzionare o di premiare coloro che debbono lavorare per raggiungere gli obiettivi. Ora, se non c'è questo insieme organizzativo, si spiega perché poi i comuni non fanno quello che debbono fare.
le province metropolitane lo stesso e le regioni lo stesso. Perché? Perché non ci sono persone competenti per fare il loro lavoro. Gli assessori regionali di Campania, di Sicilia, ma anche di Lombardia o di Friuli, debbono essere dei professionisti che capiscono come fanno a gestire bilanci spesso di miliardi. Quello della regione siciliana è di 16 miliardi per dirne uno, o quello del comune di Palermo che sfiora i 2 miliardi. Milano non so quanto sia, ma sarà rilevantissimo. Allora, le risorse vanno gestite evidentemente con capacità. Non essendoci questa capacità, perché quasi nessun sindaco tra gli 8.000, mi pare 90, 8.100 che sono, nessun sindaco è un manager, è un professore di organizzazione, è insomma uno che capisce come fare a fare funzionare risorse umane, risorse finanziarie, attrezzature eccetera, che non si preoccupa di digitalizzare tutto il sistema funzionale. È chiaro e evidente che mancando questa competenza i comuni poi vanno in deficit, non hanno quattrini, non hanno questo. Ma quanti comuni non accedono ai finanziamenti nazionali, ai finanziamenti europei, alla Banca Europea degli Investimenti eccetera, perché non hanno le competenze per farlo? Quindi la questione che noi abbiamo stigmatizzato nell'uscita di oggi è una conseguenza, ma le cause sono quelle che io ho appena elencato. Rimedio c'è un rimedio democratico, cioè i cittadini dovrebbero scegliere sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione adeguati con sufficiente preparazione. Cioè quando uno va a votare un candidato gli dovrebbe chiedere: ma lei che mestiere ha fatto fino ad oggi, che competenze ha, che capacità ha per gestire una regione di 4 milioni e 900 mila abitanti, o di 5 milioni quella Lombardia, o le altre, o di 10 milioni. Il bravo presidente Fontana che studi ha fatto? Ha fatto master alla Bocconi o a Cambridge sulla organizzazione del sistema, poi se la cava lo stesso. Ma perché? Perché in Lombardia la struttura amministrativa è fatta da tanta gente capace, preparata eccetera, ma dove queste strutture non hanno queste capacità è evidente che le cose vadano male. Ecco, io non entro nel merito della questione, siamo tutti ovviamente garantisti, però mi pare che ultimamente, a proposito di aziende che si occupano di erogare servizi, ci sia stato un grosso problema nella sanità siciliana. Voi ne parlate quest'oggi, il caso Iacolino. Che è successo? È evidente, ma non solo in quella siciliana, in tutte le 7 regioni del sud c'è il cosiddetto turismo sanitario. Che cos'è? I cittadini di queste 7 regioni, che non sono ovviamente soddisfatti, e non potrebbero esserlo, della sanità regionale, se ne vanno nelle regioni del nord. La più efficiente è quella del Veneto, altra sanità efficiente è quella della Lombardia, ma anche in Toscana, in Emilia, in Piemonte ci sono delle sanità efficienti. Allora che fa la gente? Se ne va a curarsi nelle regioni dove la sanità è più efficiente, e per conseguenza queste regioni emettono le cosiddette fatture che poi le regioni di provenienza degli assistiti dovranno pagare. La regione siciliana, se non sbaglio, paga 240 milioni l'anno di fatture a altre regioni che prestano i servizi sanitari eccetera. Ovviamente questo è un indice chiarissimo del fatto che qui le cose non funzionano. Questo sul piano organizzativo generale. Poi ovviamente ci sono tutti i pasticci, tipo quello di Iacolino e di altri, che sono dei sintomi gravissimi, ma pur sempre i sintomi che escono fuori. Ma ci sono tutti quelli nascosti che non si vedono e che si riflettono poi nelle liste d'attesa chilometriche, nelle disfunzioni delle varie ASP e delle aziende ospedaliere, nel fatto che c'è la gente che evidentemente poi, cioè i malati che vengono trattati a massa
e non a uno come meriterebbe un cittadino o una cittadina. Per fare un esempio, noi abbiamo fatto delle inchieste in alcuni policlinici regionali, non faccio il nome, dove la gente per fare un certo tipo di esame, che so, una TAC, una risonanza, un esame di altro genere, viene invitato ad andare in quel reparto alle 9 della mattina. Per cui tutti 30-40 persone vanno tutte alle 9 e poi escono alle 3 del pomeriggio. Allora noi abbiamo suggerito, visto che le poste ha un sistema digitale che consente a ciascuno di andare a una certa ora per fare quella certa operazione, compratevi quel sistema e quindi lo adottate, per cui a un paziente dici tu vieni alle 9, a un altro viene alle 9:30, a uno alle 10 e così via. È una cosa mi sembra banale, eppure non si fa. Direttore, ecco, io ho qui sotto gli occhi la conclusione del suo editoriale di oggi. La voglio leggere ai nostri ascoltatori. Dunque il nocciolo di quanto scriviamo è tutto qua. Tenuto conto che le risorse di ogni tipo a disposizione delle persone non sono infinite, bisogna tentare di ottenere da esse il massimo possibile. E questo può accadere solo se vi è un'organizzazione efficiente, come si scriveva, su base matematica. Il che poi è quello che accade nella musica, che funziona perfettamente facendo suonare all'unisono centinaia di professori come fossero uno solo. La difficoltà è far funzionare un insieme di persone come fossero un'orchestra, perché serve un sufficiente addestramento e un'adeguata formazione che spesso mancano. Ecco perché è difficile far lavorare gli altri. A me viene in mente un film del 1979 di Federico Fellini, Prova d'orchestra, film che è stato citato in altri tempi dall'allora ministro Tremonti, ma che voglio ricordare ai nostri ascoltatori, è buono nel 79 ma buono ancora oggi nel descrivere l'Italia, cioè un paese che si perde nelle minuzie, nelle quisquilie. Quando poi pian piano si riesce a tentare di fare questa prova d'orchestra, ecco che la sala crolla, va tutto in pezzi. Ma noi siamo arrivati al punto che la sala crolla? Ottimo il richiamo. Ecco, siamo al punto che la sala crolla? No, perché l'Italia poi tutto sommato sopravvive. Quando il ministro, ma anche la Presidente Meloni, che io ho avuto il piacere di avere qui da me nel 1919, è stata qui da me un paio di ore, ma quando dicono che tengono i conti in ordine, tutto sommato è una buona cosa, perché in una famiglia prima bisogna tenere i conti in ordine, ma questo non significa però mettere le premesse per fare crescere economicamente e socialmente la cittadinanza. E quindi quando abbiamo noi la previsione di una crescita per il 2026 dello 0, seppure 0,5, è veramente insomma da rodersi dentro, perché un paese che ha le bellezze dell'Italia, soprattutto poi a sud, e che ha le capacità di un sistema manifatturiero che funziona molto bene, che alimenta l'esportazione, eccetera, poi vedere che il progresso da un anno all'altro può essere dello 0,5 è deludente. Ma c'è da aggiungere due notazioni, almeno una assolutamente negativa. Non è vero che nel 2026 il PIL aumenterà effettivamente dello 0,5, perché contestualmente c'è l'inflazione che forse sarà contenuta all'1,5%, quindi la crescita nominale del PIL deve essere sempre compensata, comunque contabilizzata con l'inflazione, per cui se l'inflazione fosse l'1,5 e il PIL si incrementasse dello 0,5, significa che noi siamo andati indietro dell'1%, e questo è un dato importante. Inoltre c'è da fare una considerazione anche questa triste purtroppo, e cioè dire, sempre l'Italia vista da sud, e cioè dire, ma in questi 6 anni, 5 anni, dal 21 al 26, no, 6 anni compreso il 21, in cui c'è stato questo inserimento di 194 miliardi di piano di PNRR,
e non abbiamo ottenuto quell'incremento di PIL che ci doveva essere, e se non ci fosse stato evidentemente sarà mandato in recessione, dal che dal 27 in avanti non ci sarà il PNRR. Come farà a crescere il paese quando mancheranno tutti questi miliardi? È una domanda a cui questo governo dovrà rispondere, perché dovrà predisporre la legge di bilancio 2027, ma il nuovo, quello che uscirà dalle elezioni del 2027, avrà una bega tremenda, perché avrà 5 anni in cui mancheranno questi finanziamenti. Come finanzierà lo sviluppo del paese? Bella domanda, direttore. E in tutto questo aggiungiamo però che in questo momento, anziché riflettere sul 2027, sul nostro futuro, stiamo assistendo a delle beghe che molto spesso sono da cortile sul referendum sulla giustizia. Ecco, come si vede questo benedetto referendum sulla giustizia da Sud? Perché, per esempio, stamattina Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, postava su X questa conversazione che ha avuto col procuratore Gratteri, il quale gli ha detto: per quanto riguarda voi del Foglio, tireremo una rete dopo il referendum. Ecco, lei come la vede questa cosa? Ma noi sul nostro giornale usciremo il giorno 21 di marzo semplicemente con una ammonizione, con una frase che è scritta nell'articolo 48 della Costituzione, che dice esattamente questo: il voto è personale ed eguale, libero e segreto, punto. Il suo esercizio è dovere civico. Ma io dico, perché continuano a dire tutti quanti è un diritto e non dicono che è un dovere? Perché il nostro è il paese dei diritti? No, il nostro dovrebbe essere il paese dei doveri, poi successivamente arrivano i diritti. Quindi la prima cosa, andare a votare. Uno, anche se va e mette sulla scheda protesto, quello che vuole, sì, no, non importa, ma intanto andare a votare, perché nel nostro paese si verifica un fatto gravissimo che noi abbiamo coniato con un neologismo, e forse ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Il neologismo è minocrazia, cioè la democrazia della minoranza. Sì. La dittatura, mi suggerisce Carmelo, giustamente della minoranza. Allora, perché in Italia noi abbiamo una maggioranza che è fatta da circa il 30% degli elettori, quindi non è vero che il governo è espressione del popolo, il governo è un'espressione della minoranza del popolo, quindi la maggioranza della minoranza. Evidentemente la gente che non va a votare non fa altro che raddoppiare il voto di chi invece va a votare. Quindi prima di tutto andare a votare, dopodiché sia il sì che il no hanno parimenti ragioni valide e anche ragioni pretestuose. Io non sto qui ovviamente a fare né l'elenco dell'uno né l'elenco delle altre, perché ci sono tutte le trasmissioni alla RAI e poi i giornali hanno continuamente pubblicano articoli di grandi professori, di grandi personalità che hanno, quindi le ragioni ci sono per l'uno e per l'altro. Io dico solamente che ogni cittadino deve fare una riflessione, un'analisi dentro se stesso e poi decidere di andare a votare quello che la sua coscienza gli consiglia di fare, ma vada a votare. E io credo che tutti i giornali, i siti, i media sociali, le televisioni, la radio dovrebbero ripetere questo articolo 48 della Costituzione, perché i nostri costituenti 80 anni fa l'hanno detto: il voto è un dovere, andate a votare. Quindi ribadisco questo, noi usciremo con questo appello il sabato 21. Io non mi permetto di dire a nessuno andate a votare sì, andate a votare no, anzi dissento da quei direttori di quotidiani, ma anche di trasmissioni eccetera, che esprimono la loro opinione, legittima per carità, perché il codice deontologico dei giornalisti consente ai giornalisti e ai direttori di esprimere la propria opinione. Su questo non ci piove, ma io dissento e dico che un giornalista, un direttore deve spiegare
gli eventi ai cittadini e poi lasciare che i cittadini pensino con la propria testa e non con la testa degli altri. Direttore, però per concludere io una domanda gliela pongo. Ma lei si mette un momento nei panni mo ci vuole, usiamo il nome di questo personaggio delle barzellette catanesi, nei panni del signor Saro Falsaperla, no? Sì, Ecco, certo. che accende la televisione e guarda tutti questi talk show. Ma lei Sì. ci avrebbe capito qualcosa del referendum grazie a tutti questi talk show? Io francamente no. Amico mio, E io ho una laurea in giurisprudenza. non vorrei prego. No, io Una sono laurea- laureato in legge, però ascoltando i talk show non ho capito niente. Non ci credo, è molto modesto, non è vero. Chi è laureato, chi è diplomato, comunque chi legge, tutto qui il discorso, chi legge, chi sente una opinione se la fa, non deve essere pigro o pigra. Bisogna dedicare un po' di tempo alla riflessione, cosa che nel nostro paese si comincia a dimenticare, perché leggendo, facendo, muovendosi, attivandosi, poi si capiscono le cose, anche quelle più astruse, e se no si fanno le domande dovunque. Noi abbiamo il sito, chi ci fa le domande rispondiamo, però un poco di attività ci vuole, perché se uno pensa che bisogna, che aspetta che gli cadano le cose dal cielo, a mio avviso non fa il cittadino. Il cittadino con la C maiuscola è un attore. Noi abbiamo 59 milioni di cittadini, dovrebbero essere, a parte i bambini fino a 10-12 anni, ma tutti dovrebbero essere attori, perché agendo bene loro aiutano a costruire il futuro. E allora cerchiamo di agire bene, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Our king told the boogeyman, you have to let that rock grow. The oil down the desert way has been shaken to the top. The shaking drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. Shawty don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Shawty don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. By order of the prophet, ban that boogie sound. Degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. But the metal when they brought out the electric camel drum, the local guitar picking, Thomas guitar picking drum. As soon as the sheriff cleared the square, they began to wave. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. The sheriff don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. I opened up the temple. Oh, they really pack 'em in. The crowd say it's cool to think this chanting thing. But as the wind changed direction and the temple began to fire, the crowd got a whiff of that crazy Casbah. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 9 minuti e 8 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata
numero 1151 di oggi, 11 di marzo. In particolare avete ascoltato i Clash con Rock the Casbah del 1982. Sapete che oggi, a proposito del Rock the Casbah, Trump ha detto che virtualmente non è rimasto più niente da distruggere in Iran, però oggi l'Iran appunto ha dichiarato: se le navi passeranno per Hormuz senza il nostro permesso, noi le colpiremo, questo in barba al diritto internazionale. E già che ci siamo, hanno anche detto in tono di sfida: guardate che adesso vedrete gli effetti del petrolio a $200 al barile. Mi permetto di dire, citando qui un pezzo dell'ottima Fiammetta Martegani, che avete ascoltato qualche giorno fa insieme a Giordana Grego qui a Zoom, che lei oggi insomma ha sentito il professor Amit Mor, co-CEO di Eco Energy, docente alla Reichman University, che è un esperto internazionale di economia energetica, e in particolare lui dice: nel lungo periodo saremo sempre più dipendenti in realtà da forme di energia alternative, da cui Israele peraltro è leader nel settore. E per questo un ponte cruciale tra i paesi del Golfo e gli Stati Uniti attraverso gli accordi di Abramo. Oggi Arabia Saudita ed Emirati si trovano di fronte a una grande opportunità, non solo economica ma anche geopolitica, ma anche di fronte a un rischio, deviando il petrolio attraverso rotte alternative, perché esiste un oleodotto dall'Arabia Saudita verso il Mar Rosso che è stato costruito nell'81 e però porta solo 5 milioni di barili al giorno, mentre ogni giorno da Hormuz transitano qualcosa come 20 milioni di barili. L'altro è nell'Oman, che va verso l'Oceano Indiano, e quello ne porta 2 di bilioni di barili di greggio. Dice: le rotte alternative stanno contribuendo a stabilizzare il mercato globale, aiutando Washington. Tuttavia questo potrebbe esporre appunto l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a eventuali ritorsioni militari da parte di Teheran, con ulteriori attacchi contro porti e luoghi strategici in quella che è ormai diventata la battaglia degli oleodotti. E allora andiamo a parlare di petrolio con il nostro ospite di questa sera. Il nostro gradito ospite di questa sera è il professor Meir Litvak, che dirige l'Alliance Center for Iranian Studies nell'Università di Tel Aviv, che è uno dei centri di ricerca più prestigiosi al mondo per lo studio della Repubblica Islamica. Lui, pensate, si è formato in quel di Harvard ed è un esperto del pensiero sciita, che è alla base della Repubblica Islamica voluta da Khomeini nel 1979. State un po' a sentire che cosa ci siamo detti. L'intervista è in inglese, ma al solito Natalia manderà in onda domande e risposte e io poi vi leggerò la traduzione in italiano. Vai pure Natalia, grazie. My guest this evening is Professor Meir Litvak. He's the director of Alliance Center for Iranian Studies on Tel Aviv University. It's one of the most prestigious research centers concerning the study of the Islamic Republic. Professor, first of all, welcome and thank you for your time. Thank you for having me. The first question, what about Mojtaba Khamenei? Yesterday, when he has been officially announced as the new supreme guide of Iran, many people started chanting death to Mojtaba in Tehran. Well, that's not a nice beginning for him. Well, Mojtaba Khamenei was his father's right-hand man. He ran his father's headquarters, which is called in Iran the House of Leadership. It's basically the apparatus with which his father controlled many institutions and areas in Iran. He is known to be a hardliner, very conservative, very close to the Revolutionary Guards, and he is blamed or charged of being one of the persons responsible for suppressing so brutally the wave of protests that broke out in Iran in January. And therefore, many people are afraid that he will be a worse copy of his father in many ways. This is why he's unpopular among various segments in the Iran population. Ecco, allora io naturalmente ho presentato il professor Litvak, che vi ricordo essere
direttore del Centro per gli Studi Iraniani presso l'Università di Tel Aviv. Lo ringrazio del suo tempo e gli chiedo che dire di Mojtaba Khamenei. A proposito, avete visto che ancora di Khamenei non si sa assolutamente né no né novella? Un amico, anzi il figlio del presidente Pezeshkian oggi ha detto: ho saputo da amici comuni che è gravemente ferito ma sta bene. Boh, gliel'ha detto suo cugino. Comunque, che dire di Mojtaba Khamenei? Ieri, quando è stato ufficialmente annunciato come nuova guida suprema dell'Iran, in molti a Teheran hanno iniziato a gridare morte a Mojtaba. Non è un bell'inizio per lui. E il professor Litvak risponde: Khamenei era braccio destro di suo padre, dirigeva il quartier generale del padre, che in Iran è chiamato Casa della Leadership. Si tratta fondamentalmente dell'apparato con cui suo padre controllava molte istituzioni e aree in Iran. È noto per essere un estremista, molto conservatore, molto vicino alle guardie rivoluzionarie, i Pasdaran, ed è accusato, ritenuto responsabile della repressione brutale dell'ondata di proteste scoppiate in Iran a gennaio. Per questo motivo molti temono che possa essere una copia peggiore del padre sotto molti aspetti. Ecco perché è impopolare tra diverse fasce della popolazione iraniana. Vai avanti Natalia, grazie. Professor, I know this question may sound like a joke, but legally speaking, is Mojtaba entitled to be the lawful supreme guide? I've read a cablogram in WikiLeaks from 2009, if I well remember, where he was depicted as a really ignorant cleric, not so prepared in the Muslim law. Is not so prepared to be a good cleric because, as we know, every Friday the Supreme Guide has to stage to deliver two sermons: a sermon about religion and a sermon concerning current affairs. So why a so unfit guy has been elected as successor of his fathers? And by the way, what about the freedom of choose by the Assembly of the Experts, the 88 doctors of Islamic law, which in a certain way, lawfully speaking, also if I repeat, this sounds like a joke, looking at history being made in front of our eyes, those guys, they should be free to choose someone not for a dynastical reason, but for skills reason. And this guy doesn't look so skilled. Okay, you're absolutely right. But let us remember that when Ali Khamenei was elected as supreme leader 37 years ago, he too was not a very senior cleric. He too was not known to be a great scholar. When he became supreme leader, he had the rank of Hojat al-Islam, which means a middle-ranking cleric. And the Iranians were aware of it. And before Khomeini died, the founder of the Islamic Republic, before he died, they changed the constitution. They removed a very important criteria for leadership, saying that the leader has to be a great scholar. They removed this criteria. They added another criteria, saying that he only had to be a cleric. And if there are two clerics with roughly the same qualifications, then the one who is more versed in politics should be elected. That is, they gave priority to politics over scholarship. This is the way the father was elected. Then, of course, later he was elevated to the rank of Ayatollah or even Grand Ayatollah, and same thing with the son. What we see is a generation of Iranian clerics who dominate the Iranian system. None of them is a great cleric. Most of them are politicians who are dressed with clerical garb, but they are not real clerics. To give you an example, if you think of European history, take Cardinal Richelieu in 17th century France. He was a politician. He happened to be a cardinal, but he was not the most, let's say, learned cardinal in the Catholic Church. This is something very similar. What you mentioned correctly, the Assembly of Experts should ideally elect the leader, but what we probably had now is the Revolutionary Guards putting tremendous pressure on the Assembly of Experts to elect Mojtaba Khamenei as the leader. So they did not have freedom to choose, apparently. So
Ecco, a questo punto io ho detto al professore, so che questa domanda può sembrare una barzelletta, ma legalmente parlando, Mojtaba ha il diritto di essere la guida suprema dell'Iran? Ho letto il cabalogramma su Wikileaks del 2009 in cui veniva descritto come un religioso molto ignorante, non molto preparato in materia di diritto musulmano. Non è così preparato a essere un buon religioso, anche perché, come sappiamo, ogni venerdì la guida suprema deve tenere 2 sermoni, uno sulla religione e l'altro sull'attualità. Allora perché un uomo così inadatto è stato eletto come successore di suo padre? A proposito, che dire della libertà di scelta dell'Assemblea degli esperti, gli 88 dottori della legge islamica che in un certo senso, legalmente parlando, anche se ripeto sembra una barzelletta, questi tizi dicevano di essere liberi, di dover essere liberi di scegliere qualcuno non per una ragione dinastica ma per le sue competenze. E invece Moshdapa non sembra un tipo così preparato. Risposta: lei ha assolutamente ragione, però dobbiamo ricordare che quando Ali Khamenei fu eletto guida suprema 37 anni fa, anche lui non era un ecclesiastico di alto rango e non era noto per essere un grande studioso. Gli iraniani ne erano consapevoli. Prima che morisse Khomeini, il fondatore della Repubblica Islamica, cambiarono la Costituzione. Eliminarono un criterio molto importante per la leadership, affermando che il leader doveva essere un grande studioso. Eliminarono questo criterio e ne aggiunsero un altro, affermando invece che dovesse essere solo un religioso. E se ci sono 2 religiosi con più o meno le stesse qualifiche, allora deve essere eletto quello più esperto in politica. Cioè, hanno dato priorità al maneggio politico rispetto all'erudizione, alla preparazione religiosa. Questo è il modo in cui è stato eletto suo padre Ali Khamenei. Poi naturalmente Ali Khamenei è stato elevato al rango di Ayatollah o addirittura di grande Ayatollah. Lo stesso vale per il figlio. Quella che vediamo è una generazione di religiosi iraniani che domina questo sistema della Repubblica Islamica, ma nessuno di loro è un grande religioso. La maggior parte di loro sono politici vestiti da religiosi, ma non sono veri religiosi. Per fare un esempio, se pensate alla storia europea, prendete il cardinale Richelieu nella Francia del XVII secolo. Era un politico, era anche un cardinale, ma non era il cardinale più colto da un punto di vista teologico della Chiesa cattolica. È qualcosa di molto simile. Inoltre, come lei ha detto correttamente, l'assemblea degli esperti dovrebbe in teoria eleggere il leader, ma quello che probabilmente stiamo vedendo ora è che le guardie rivoluzionarie, cioè i Pasdaran, stanno esercitando una pressione enorme sull'assemblea degli esperti perché appunto scelga Mojtaba Khamenei come leader, che è quello che poi è avvenuto. Vai avanti Natalia, grazie. The Islamic Republic is only an excuse. Religion is only an excuse. Matter of fact is that we have a kind of sacred oligarchy, which tries to elect a political leader, which is in a certain way an absolute tyrant. He's a tyrant. I would not say that religion doesn't mean anything. I think it means many things for them. This is the way they understand the world, why they do not like the United States, or their own self-perception as Shiis and the important sect in Islam. It's not that religion is totally unimportant, but certainly religion has been politicized. Religion has become political. This is something that is, by the way, some people in Iranian Shiism used to say that this is very bad for religion, that in fact, the moment religion becomes dominant and rules the state, it is very, very bad for the religion. It corrupts religion. And this many, many ways, this is what happened to the Islamic Republic right now. Right now, what can Israel do? Ecco, quindi a quanto pare, dico al professor Litvak, gli esperti non avevano libertà di scelta, per cui la Repubblica Islamica è solo una scusa, la religione è solo una scusa. Di fatto abbiamo un'oligarchia, tra virgolette, sacra che cerca di eleggere un leader politico che è in un certo senso un tiranno assoluto. Risposta: sì, è un tiranno. Non direi che la religione non significhi nulla, penso significhi molte cose per gli iraniani. È così che concepiscono il mondo gli Ayatollah, è il motivo per cui non amano gli Stati Uniti o la loro percezione di essere sciiti, la setta più importante dell'Islam.
Non che la religione sia del tutto irrilevante, ma certo è stata politicizzata. La religione è diventata politica. A proposito, alcuni membri dello sciismo iraniano dicevano che questo è molto negativo per la fede, perché in effetti nel momento in cui la religione diventa dominazione e governa lo Stato, questo diventa molto pernicioso per il credo, lo corrompe. E per molti versi questo è quello che è successo alla Repubblica Islamica. Quindi, come vedete, la commistione tra religione e politica crea sempre una miscela esplosiva e distrugge persino chi la propaganda, come la Repubblica Islamica. Vai pure Natalia, grazie. So we can't imagine a war with a Venezuelan type end. We can't imagine, for example, Mojtaba Khamenei kidnapped by the Mossad or the United States, and the United States try to establish a modus operandi or a modus vivendi with the Islamic regime in Tehran, with the Ayatollah regime. Right now, the only end is the regime change, I understand. Or if eventually the new leader and the people around him will reach the conclusion that continuing the war destroys Iran, the country, or endanger the survival of the Islamic Republic, and then they may try to reach a compromise with President Trump. For instance, okay, we will allow, we'll make some concessions on the nuclear issue, and we'll allow the US, let's say, free access to Iranian oil. My guess is that the clerical regime in Iran believes that if they can hold on for a long time, there will be growing pressure on Trump to stop the war because of the rising oil prices, because of the economic repercussions of the war, and this is what they hope. That is, for them, survival means victory, and if they survive for sufficient time, the Americans will eventually give up. Well, right now Ecco, e qui siamo al punto del petrolio di cui parlavamo prima. Sentite qui, in questo momento cosa può fare Israele? Non possiamo immaginare una guerra con un finale simile a quello venezuelano. Non possiamo immaginare, per esempio, che Mojtaba Khamenei venga rapito dal Mossad o dagli Stati Uniti e che gli Stati Uniti cerchino di stabilire un modus operandi o modus vivendi col regime islamico di Teheran, con gli Ayatollah. Al momento l'unica conclusione possibile è il regime change, a quanto ho capito. Oppure, risponde il professore, se alla fine il nuovo leader e le persone che lo circondano giungessero alla conclusione che continuare la guerra distruggerebbe l'Iran, il paese o metterebbe a repentaglio la sopravvivenza della Repubblica Islamica, allora potrebbero cercare di raggiungere un compromesso col presidente Trump. Ad esempio potrebbero dire ok, faremo delle concessioni sulla questione nucleare e consentiremo agli Stati Uniti, diciamo, libero accesso al petrolio iraniano. Immagino che il regime clericale in Iran creda che se riuscisse a resistere a lungo, ci sarebbe una crescente pressione su Trump affinché fermi la guerra a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e delle ripercussioni economiche della guerra. E questo è ciò che sperano. E in effetti questo è quello che essi stanno effettivamente tentando di fare. In altre parole, per gli Ayatollah sopravvivere significa vincere. Se sopravvivessero per un tempo sufficiente, gli americani alla fine si arrenderebbero. Israele invece ha detto che andrà avanti a tempo indeterminato. Avanti, Natalia. They have only 100 missile launchers, so if the Americans and the Israelis destroy all those launchers, I believe they are going to fight with the slings, just like King David. But Israel is no Goliath. Israel is David. Thank you very much. But again, they believe that maybe again, or they hope that they can cause enough damage to the oil market. This is why, by the way, they attack the Arab Gulf states. One very interesting phenomenon that we have in this war is that they launched more missiles against the United Arab Emirates and Saudi Arabia than they launched against Israel, because they see oil as the weak point of the West and they want to use it to stop the war. But, Professor, ecco,
Qui è un altro punto importante. Sentite che cosa dico al professor Litvak. Beh, al momento gli iraniani hanno solo 100 impianti, 100 rampe lanciamissili, quindi se gli americani e gli israeliani li distruggessero tutti, credo che combatterebbero con le fionde, proprio come Re Davide, ma Israele non è Golia, Israele è Davide. Allora la risposta è grazie mille, però ripeto che forse gli ayatollah credono ancora una volta o sperano di poter causare danni sufficienti al mercato petrolifero, e questo è il motivo per cui tra l'altro attaccano gli stati arabi del Golfo. Un fenomeno molto interessante che abbiamo in questa guerra è che lanciano più missili contro gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita di quanti ne abbiano lanciati contro Israele. Capito che roba? Perché vedono il petrolio come punto debole dell'Occidente e vogliono usarlo per fermare la guerra. Avanti, Natalia. So you said, speaking about the Ayatollah regime, well, religion has a part, still continues to have a part in the life of this terror regime. Now I ask you, what about religion in the Persian Gulf? Because Iran is a Shia, but all the petrol states in the Gulf are ruled by monarchies which are Sunnis. So Yes. is also a religious war in a certain way. It's kind of Islamic crusade. No, the Iranians would probably believe in the past that eventually all of these Sunni countries will recognize that Shia Islam is the correct Islam, and they eventually, at some point in the distant future, they will become Shias. At the same time, they were willing to live with them for the time being. You're absolutely right that there was and probably is great religious animosity between Iran and Saudi Arabia, because Saudi Arabia holds the most Wahhabi Islam, which historically has been mostly very anti-Shia. And there was great animosity between the Wahhabis and the Shias. 3 years ago, Saudi Arabia and Iran had a certain political rapprochement. They agreed to put the religious differences aside. But now with the war, with the Iranian attacks, I can imagine that the religious tension will rise again. And there will be growing religious animosity between some of these countries and Iran because of the religious divide. Sure, really. Ecco, a questo punto io dico, ma professore, lei ha detto che, parlando del regime degli Ayatollah, che la religione continua ad avere un ruolo nella vita della Repubblica Islamica, di questo regime terroristico. Ora le chiedo, che dire della religione nel Golfo Persico? Perché l'Iran è musulmano sciita, ma tutti gli altri stati petroliferi sono governati da monarchie musulmane sunnite. Quindi in un certo senso è anche una guerra di religione, una specie di crociata islamica. No, risponde il professore. Gli iraniani probabilmente credevano in passato che alla fine tutti questi paesi sunniti avrebbero riconosciuto l'Islam sciita come quello corretto. Alla fine, in un futuro lontano, sarebbero diventati sciiti. Allo stesso tempo, erano disposti a convivere con loro per il momento. Lei ha assolutamente ragione sul fatto che ci fosse, probabilmente ci sia, una grande animosità religiosa tra Iran e Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita detiene la maggioranza dell'Islam wahhabita, che storicamente è nato per lo più molto anti-sciita, e c'era una grande animosità tra wahhabiti e sciiti. 3 anni fa Arabia Saudita e Iran hanno avuto un certo riavvicinamento politico e hanno concordato di mettere da parte le differenze religiose. Ma ora, con la guerra, con gli attacchi iraniani, posso immaginare che la tensione religiosa aumenterà di nuovo e ci sarà una crescente animosità religiosa tra alcuni di questi paesi e l'Iran proprio a causa delle differenze nel loro credo. Avanti, Natalia. Right now, what do you think can happen to Bibi Netanyahu? Because many people here in the West say, well, he's trying to go ahead with the war in order to solve or to embroil people about his juridical problem, the trial which is having in Israeli courts and so on. But right now, what about Netanyahu? Is he a kind of new or a kind of Israeli Churchill?
Or am No. I exaggerated? I don't think he's an Israeli Churchill. It is possible that he's certain that he was partly motivated by his own juridical problems. He also, I think, he sees himself as a Churchill. He will be the person who will save Israel from Iran and will make Israel safe for many years, etc. I think he sincerely believes himself to be Churchill. At the same time, a lot depends on how the war ends, what kind of achievement is received. Also, how much damage will happen to Israel during this war. So far, we didn't have many casualties. Today, by the way, 2 people were killed, but it's less than expected before, but we don't know how it will continue. And I would also say some of his other policies are very problematic and very annoying to many Israelis. And it is not certain at all that when the war ends, he will be seen as a new Messiah. It is very possible. If you look at opinion polls, we do not see a major change in the views. That is, he still can, his camp, the right wing, still cannot form a government if there will be elections now. So it's too early to say what will be his future. He probably believes himself as you've described him, but again, it's too early. And what about... Ecco, a questo punto spostiamoci un po' sulla politica israeliana, e nello spostarci sulla politica israeliana io dico al professor Litvak, in questo momento cosa pensa possa succedere a Bibi Netanyahu? Perché molti qui in Occidente dicono stia cercando di andare avanti con la guerra per risolvere o ingarbugliare o comunque procrastinare la questione riguardo al suo problema giuridico, il processo che sta affrontando nei tribunali israeliani e così via. Ma in questo momento che cosa dire di Netanyahu? È una specie di nuovo Churchill, una specie di Churchill israeliano, o sto esagerando? Risposta: non credo sia un nuovo Churchill o un Churchill israeliano. È possibile che abbia affermato di essere in parte motivato dai suoi problemi giuridici. Credo anche che creda, che si consideri lui stesso come un nuovo Churchill. Sarà lui a salvare Israele dall'Iran, almeno così lui pensa, e rendere Israele sicuro per molti anni. Credo si senta sinceramente un Churchill. Allo stesso tempo molto dipende da come finirà la guerra, dal tipo di risultato ottenuto, anche da quanti danni subirà Israele durante questa guerra. Finora non abbiamo avuto molte vittime. Oggi, tra l'altro, sono state uccise 2 persone, ma è un numero inferiore a quello previsto e non sappiamo come continuerà. Devo dire che alcune delle sue altre politiche sono molto problematiche e molto fastidiose per molti israeliani. Non è affatto certo che quando la guerra finirà sarà visto come un nuovo messia, è molto probabile. Comunque, se si guardano i sondaggi d'opinione, non si nota un cambiamento significativo nelle opinioni. Il suo campo, la destra, non è ancora in grado di formare un governo se ci saranno le elezioni ora. Quindi è troppo presto per dire quale sarà il suo futuro. Probabilmente ci crede, come lei ha detto, ma è troppo presto. Vai avanti, Natalia. About the Iranians, the commoners, I intend. Why do the people doesn't go into the streets and topples the regime? Is it too early? Or what has to happen? Do they need a boss, a guide, a messiah? Can it be Crown Prince Pahlavi, for example? Well, first of all, we have to remember that only 2 months ago, the Iran regime employed very brutal force to suppress popular protests, killing at least 10,000 people. Sure. Let me say that this regime killed more people in 2 days than the former Shah of Iran, who was not a democratic leader, who was a dictator killed in 37 years. So clearly it is what happened to the people of Iran is very traumatic. And I fully understand people who are afraid to go to the streets again to be killed. Now, more than that, the regime during the war deployed thousands of besieged soldiers in the streets, setting up roadblocks, harassing people, warning them that they will all be shot
if they will come to the streets because it is war. If they demonstrate, they will be like traitors who support the enemy. So people are afraid for the time being. Maybe people are waiting to see if the regime becomes weak, very weak, and then they will be encouraged to go. There's also another problem, which you mentioned correctly, is that there's no leadership. In 1978-79, there was the clerical leadership that could organize people against the Shah. There were trade unions. Nowadays, there are no trade unions. This regime crushed all the trade unions. The clergy runs the state. There's no leadership. This is a great problem. Reza Pahlavi, it's very difficult to know if he's really very popular. Yeah. He may enjoy some popularity. It is possible that he is seen by many people as a symbol of defiance against the Shah, against this regime, but it's not clear at all that people really see him as their leader. So this is indeed a great weakness of the people against this very brutal and tough regime. Professor, allora siamo alle ultime due domande. Che dire degli iraniani, della gente comune? Perché la gente non scende in piazza e rovescia il regime? Troppo presto? Cosa deve succedere? Hanno bisogno di un capo, di una guida, di un messia? Può essere il principe ereditario Reza Pahlavi, per esempio? Risposta. Prima di tutto dobbiamo ricordare che solo 2 mesi fa il regime iraniano ha fatto ricorso alla forza bruta per reprimere le proteste, uccidendo almeno 10.000 persone. Lasciatemi dire che questo regime ha ucciso più persone in 2 giorni di quante ne abbia uccise l'ex Shah dell'Iran, che non era un leader democratico ma un dittatore, in 37 anni di regno. Quindi chiaramente quello che è successo al popolo iraniano è molto traumatico. Capisco perfettamente chi ha paura di scendere di nuovo in piazza per farsi uccidere. Ora, oltre a questo regime, durante la guerra sono stati schierati migliaia di soldati basiji nelle strade, istituendo posti di blocco, molestando la gente, avvertendola che sarebbero stati tutti fucilati se fossero scesi in piazza perché è guerra. Se manifestassero sarebbero considerati traditori che sostengono il nemico. Quindi la gente per il momento ha paura. Forse aspettano di vedere che il regime divenga debole, molto debole, e allora saranno incoraggiati ad andare in piazza. C'è anche un altro problema che lei ha menzionato correttamente, ed è che non c'è una leadership. Nel 78-79 c'era una leadership religiosa in grado di organizzare il popolo contro lo Shah. C'erano i sindacati, oggi non ci sono più i sindacati. Questo regime ha schiacciato tutti i sindacati e i religiosi gestiscono lo Stato. Non c'è una leadership e questo è un grosso problema. Reza Pahlavi è molto difficile capire se sia davvero molto popolare. Potrebbe godere di una certa popolarità, certo. È possibile che sia visto da molti come un simbolo di sfida contro questo regime, ma non è affatto chiaro se la gente lo consideri davvero il proprio leader. Quindi questa è davvero una grande debolezza del popolo contro questo regime così brutale e duro. Vai Natalia. I know you don't have the crystal ball and you're not a wizard nor a magician, but as a professor, as a scholar, I'd like to ask you, in your opinion, what can happen during the next days? Okay, of course, I don't know, but I can think of, let's say, 2 scenarios. Okay, one is that the war will continue, for a few more weeks, and then, of course, Iran will suffer tremendously, and then maybe at some point, the new leader, someone else, will decide that enough is enough, or President Trump may change his mind any day. But let me say one thing, which I think is almost certain. The economic situation of Iran was very bad 3 months ago. Okay? This is why we had protests. It became even worse before the war started, and it will be even worse after the war ends because of the damages caused by the war and the cost of war. In addition to that, Iran faces a whole series of very, very serious problems in the economy, in the ecology, in many other things. The current regime in Iran does not have the solution to address Iran's problems. Neither the father Khamenei nor the son Khamenei, if he will follow his father's footsteps, do not have the solutions. In fact, they exacerbate the problems, which means that Iran will face tremendous problems. The regime will face tremendous problems that may lead Iran into a major crisis, and then maybe the collapse of the regime simply because of these difficulties, from water, electricity shortages,
The collapse of the currency and many other problems. Either they will have to change policy or they will face tremendous difficulties and crises. So the future does not look rosy for this regime unless they change course. Professor, last question, and I thank you for your time and for your kindness again. What about the Kurds? They seem to be waiting for something in a certain way. Do you perceive this same feeling as I perceive it? Well, the Kurds are, a minority in Iran. It is the Kurdish areas are among the poorest areas in Iran, and they certainly have many reasons to dislike the current regime in Iran. They may try to launch some action against the regime, but again, they will probably wait until the regime becomes weaker. But the great problem of the Kurds is that there's danger that if they will rebel against the regime, they may drive many Persians against them to support the regime because they will be afraid that Iran will disintegrate. And one nightmare that unites many Iranians is the fear that Iran will disintegrate, that Iran will become a second Yugoslavia or Somalia. Yeah. So in a sense, the Kurdish rebellion is very problematic. By themselves, they cannot topple the regime, and it's always dangerous that they will drive other groups to support the regime against them. I feel for them, I have a lot of sympathy for them, but I'm not optimistic about their prospects. Ok, thanks a lot, Professor. You're most welcome. Ecco, io a questo punto ho posto queste due ultime domande. Professore, so che lei non ha la sfera di cristallo, ma vorrei chiederle cosa può succedere nei prossimi giorni. Mi vengono in mente, diciamo, due scenari. Il primo è che la guerra continuerà, diciamo, per qualche altra settimana. Poi ovviamente l'Iran soffrirà tremendamente e poi forse a un certo punto il nuovo leader o qualcun altro deciderà che ne ha abbastanza. Oppure il presidente Trump potrebbe cambiare idea da un giorno all'altro. Ma lasciatemi dire una cosa che credo sia quasi certa. La situazione economica dell'Iran era pessima 3 mesi fa, ecco perché abbiamo avuto proteste. È peggiorato ulteriormente prima dell'inizio della guerra, peggiorerà ulteriormente dopo la fine della guerra a causa dei danni causati dalla guerra e dei suoi costi. Oltre a ciò, l'Iran si trova ad affrontare una serie di problemi molto gravi nell'economia, ecologia e molti altri ambiti. L'attuale regime iraniano non ha la soluzione per affrontare i problemi dell'Iran. Né il padre Khamenei né tantomeno suo figlio, se seguirà le orme del padre, avranno le soluzioni. Di fatto aggravano i problemi, che significa che l'Iran dovrà affrontare problemi enormi. Il regime dovrà affrontare problemi enormi che potrebbero portare l'Iran a una grave crisi. E poi forse il regime crollerà semplicemente a causa di queste difficoltà, dalla carenza di acqua e elettricità al crollo della valuta e molti altri problemi. O dovranno cambiare politica o dovranno affrontare enormi difficoltà e crisi. Quindi il futuro non sembra roseo per questo regime a meno che non cambi rotta. Ultima domanda e la ringrazio ancora per il suo tempo e la sua disponibilità. E i curdi sembrano aspettare qualcosa in un certo senso. Percepisce la stessa sensazione che provo io? Beh, i curdi sono una minoranza nell'Iran. Le aree curde sono tra le più povere del paese, hanno certamente molte ragioni per non gradire l'attuale regime iraniano. Potrebbero provare a lanciare qualche azione contro di esso, ma ancora una volta probabilmente aspetteranno che la dittatura si indebolisca. Il grande problema dei curdi è che c'è il rischio che se si ribellassero al regime potrebbero spingere molti persiani a sostenerlo perché temerebbero una disintegrazione dell'Iran. È un incubo che unisce molti iraniani, è questo, la paura, cioè che l'Iran si disintegri, che diventi una seconda Jugoslavia o Somalia. Quindi in un certo senso la ribellione curda è molto problematica. Da soli non possono rovesciare il regime ed è sempre pericoloso che spingano altri gruppi a sostenere il regime contro di loro. Provo compassione per loro, molta simpatia per loro, ma non sono ottimista sulle loro prospettive. Grazie, professore. Con questo noi abbiamo finito. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Ci troviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. La canzone con cui ci salutiamo stasera è la banda della Marina Militare che nel 2014 eseguiva la marcia La Ritirata, dedicata
a voi marinai d'Italia, tra questi la buonanima e mio nonno Carmelo, 33 anni oggi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Ciao nonno.